Buongiorno Notizia. 8:33 ancora, buongiorno, ben trovati. Avviamo la nostra rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali in edicola e online, con la prima pagina del quotidiano La Sicilia, l'economia a pezzi, impietosi report di Eurispes e Acli, record di dispersione scolastica in Sicilia e disoccupazione in crescita, emigrati già 400.000 giovani e 4 persone su 10 non possono più pagare spese mediche e mutui. Due report, quindi, quello di Eurispes e quello di Acli, rimandano l'immagine di un'isola dove cresce ogni giorno la disoccupazione, con un tasso di dispersione scolastica che è tra i più alti d'Italia e con le imprese costrette a fare i conti con una infrastrutturazione scadente e deficitaria. Bisognerebbe ripartire, spiega Santino Scirè, responsabile nazionale di Acli per il lavoro, dalle buone pratiche e dal buon lavoro che c'è per ridare speranze e prospettive, soprattutto ai ragazzi. Essere tra le 6 regioni d'Europa con il tasso più alto di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni è un primato davvero triste. Poi dice: Porti, via della Seta, Augusta è fuori, un'ingiustizia, SOS a Gentiloni, i progetti con la Cina. E poi si parla di politica verso le regionali, Crocetta al PD, mi giudichi per i risultati ottenuti. Mentre il PD prende tempo e non ha ancora convocato la direzione regionale, Rosario Crocetta accelera, i Dem mi giudichino per i risultati che ho ottenuto alla regione. Centropagina dominato da una fotonotizia che giunge da Agrigento, grande golf nella Valle dei Templi, spot mondiale per l'isola che piace, evento fra sport e turismo verso la Ryder Cup 2022. Misure di sicurezza G7, divieti di dimora per decine di antagonisti, avvisi del questore e divieti di dimora sono stati emessi per decine di antagonisti da questure siciliane del centro e nord Italia in vista del prossimo G7 di Taormina. Lo hanno annunciato una ventina di avvocati firmatari di un appello al rispetto della Costituzione. Una notizia in ambito nazionale, poi Cassazione, no al ricorso di Berlusconi, Enrico dia all'Alario i 2 milioni al mese, il tenore di vita vale ancora per la separazione. E poi Fazio, Falcone e Borsellino in una serata senza retorica, il 23 maggio in diretta da Palermo, un'operazione civile racconterà le stragi di Capace e Via D'Amelio a 25 anni di distanza dagli attentati in cui morirono Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le scorte. Rai 1 trasmetterà in diretta da Palermo Falcone e Borsellino il 23 maggio. A condurre gli spettatori nel ricordo sarà Fabio Fazio con Piff e Saviano. Cercheremo di evitare la retorica affidandoci alla memoria dei luoghi, spiega Fazio. Vogliamo che il paese per una sera sia tutto insieme. A Siracusa, con siracusaoggi.it, identificati i responsabili della vigliacca spinta in via Elorina. Sono stati identificati gli autori della vigliaccata di via Elorina. Gran lavoro da parte dei carabinieri di Siracusa che in poche ore sono riusciti a chiudere il cerchio delle indagini. Punto di partenza il video con cui è stata immortalata l'agghiacciante scena della spinta in corsa da un'auto ai danni di 2 ragazzi a bordo di uno scooter. I responsabili sono 2 siracusani poco più che ventenni. Erano all'interno della vettura scura, un Alfa, ripresa mentre mette in atto quello che pare essere un gioco premeditato. Sono stati denunciati a piede libero in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. A proposito delle riprese, sono stati identificati anche i ragazzi a bordo della macchina dalla quale è stato girato il video, tra loro almeno una ragazza. Sono tutti amici e la folle azione era probabilmente stata premeditata. Da qui le riprese, nessun provvedimento al momento a loro carico, le vittime sarebbero state scelte a caso. Nelle prossime ore la magistratura deciderà come procedere nei confronti del gruppo. Ancora cronaca, tempo stretto, quotidiano di Messina, tenta di abusare di una dottoressa arrestato, una dottoressa di turno per il servizio di continuità essenziale, l'ex guardia medica di Graniti nel Messinese, ha subito un tentativo di violenza sessuale mentre era di turno al lavoro. La donna si è ribellata, riuscendo a liberarsi e a chiamare i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto e arrestato l'uomo. L'aggressione è avvenuta la sera del 14 maggio scorso, ma la notizia è stata resa nota soltanto ieri dal sindacato Snami. È accaduto quello che avevamo previsto, afferma Giancarmelo Lamanna, responsabile nazionale della Snami. I riflettori si sono spenti, le dichiarazioni dei politici di turno sono state archiviate e noi medici del territorio siamo stati lasciati dalle istituzioni ancora una volta soli a svolgere anche di notte in sedi insicure una professione molto delicata, usurante e pericolosa, ma di grande utilità per il cittadino. E ancora una volta è stata attentata l'incolumità fisica, psichica e la serenità e dignità di noi della Guardia Medica. Le 8:38, chiudiamo qua la prima parte della nostra rassegna stampa. Buongiorno Notizia prosegue ancora con tante notizie e approfondimenti. Restate con noi.